oggi è 13 di giugno, una giornata a cui i tarantini sono molto legati, è Sant'Antonio, anche la festa del pane se vogliamo. Ne parliamo col professor Antonio Fornaro. Buongiorno. Buongiorno a voi e buona festa di Sant'Antonio a tutti coloro che si chiamano Antonio o Antonia al femminile con relativi diminutivi. Oggi è una grandissima festa per Taranto, grandissima festa perché storicamente parlando dobbiamo andare indietro al 1444, pensate un poco, quando allora non era ancora convento di Sant'Antonio, per intenderci, quello che oggi è che oggi è la sede della sovrintendenza, della sovrintendenza, sì, dell'università. Della sovrintendenza, pensate, nel 1444 c'era già la devozione a Sant'Antonio in una piccola cappella, poi si costruì la chiesa intitolata a Sant'Antonio e la statua che era presente lì in quel convento abbattuto oggi si trova nella chiesa del Santissimo Crocifisso. Questo è il primo fatto storico. Il secondo fatto storico si riferisce al 1680, nell'ex convento di San Francesco, oggi sede della Università in Via Duomo, fu fondata la confraternita di Sant'Antonio. Perché fu fondata? Perché il nobile Caragnano, che era un tarantino, era andato a pescare a mare e portava un suo anello con un grande brillante. Ad un certo punto l'anello non lo trovò più e quindi andò smarrito, e allora andò dai frati e disse: per un mese mi dovete dire ogni giorno la messa perché possa ritrovare l'anello. Dopo un mese niente, nessuna traccia dell'anello, ma si voleva sdebitare comunque con i frati e mandò loro una bella cesta di pesce di quello prelibato, e il cuoco, mentre sventrava, ripuliva dall'interiore il pesce, trovò l'anello di questo nobile, il quale felicissimo riempì di ogni bene il convento dei francescani e volle anche fondare la confraternita di Sant'Antonio e fare quella statua che oggi si trova nella chiesa di Sant'Agostino. Ma veniamo a oggi. Oggi il culto è diffuso in due parti estreme della città. Nella prima è la chiesa di San Francesco del Geronimo, conosciuta dai tarantini come chiesa di Sant'Antonio, perché inizialmente era il culto di Sant'Antonio all'inizio del 1900 che veniva praticato pensate, c'era una baracca, poi hanno costruito la chiesa che poi fu demolita e poi la chiesa attuale che noi tutti conosciamo. Bene, questa sera alle 18 Donino Boschi celebrerà la messa e ci sarà poi la processione. Pensate che in questa chiesa adesso si è trasferita la vecchia antica confraternita di Sant'Antonio, e quindi sarà la confraternita di Sant'Antonio ad effettuare la processione nell'ambito della circoscrizione parrocchiale di San Francesco del Geronimo. Al rientro ci saranno i fuochi d'artificio. Stessa cosa capiterà nella chiesa di Via Duca degli Abruzzi, certo, quella proprio intitolata a Sant'Antonio. Qui ci sarà alle 18 la messa dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Al termine della Santa Messa ci sarà la processione. Al termine della processione ci sarà la locuzione del parroco Don Carmine Agresta, ci sarà la benedizione con il reliquiario di Sant'Antonio e poi in via Criscuolo ci sarà la festa e ci saranno dei giochi, come vedete. Ma un tempo pensate che c'era la processione anche nella città antica di Taranto, quando c'era il culto ancora in Sant'Agostino, e pensate ancora nel dopoguerra per qualche anno si fece anche la processione da parte dei detenuti che allora occupavano l'attuale sede della sovrintendenza in via Viola. Quante storie, professor Fornaro, con la statua che si trova nella edicola votiva che è posta appunto fra via Mignonia e via Pitagora. Tantissime. Grazie per avercene raccontate. Una sola cosa, oggi si distribuisce il pane. Ricordiamoci che Sant'Antonio fa 13 grazie, non soltanto oggi, sempre, e che a Taranto abbiamo anche il dolce di Sant'Antonio, grazie a Giovanni Doro. Di più non vi posso dire. Va bene, grazie, buona giornata professore. Tante belle cose, salve.